imbarcazione è l'Ecolaguna 10, è sempre un'imbarcazione con una cisterna interna con uno stoccaggio di 300 tonnellate, una delle più grandi che abbiamo in flotta nostra delle guardafuochi. In questo momento sta conferendo delle acque settiche che sicuramente le ha prelevate dalla flotta CTV. La cooperativa nasce nel dopoguerra, nel 1953, come gruppo guardafuochi, istituito logicamente dalla Capitaneria di Porto, perché all'epoca serviva un servizio integrato antincendio nel porto di Venezia. Qui siamo al reparto terra delle guardafuochi e qui vediamo un furgone anti-inquinamento, che è il furgone che si muove prettamente per inquinamenti di fossati e comunque corsi d'acqua piccoli dove le imbarcazioni non possono arrivare. Se guardate dentro ci sarà anche una barca che serve per arrivare sui punti dove le imbarcazioni non arrivano. Ecco. Nel 1982 poi la cooperativa si è evoluta e dunque oltre a fare il servizio integrato antincendio con il reparto terra, si è evoluta anche con il reparto mare e abbiamo cominciato a fare i prelievi di acqua di sentina dalle navi. Qui adesso andremo a visitare delle imbarcazioni cisterna che si chiamano bettoline. Sono delle proprie vere imbarcazioni con delle cisterne in cui andremo a fare i prelievi di acqua di sentina nel porto di Venezia. Le agenzie marittime ci chiamano quando arrivano le navi in porto, che possono essere petroliere, chimichiere o navi da carico, che devono scaricare delle acque di sentina, che sono delle acque che si raccolgono nella sentina, che è la parte più bassa delle navi, e che si mischiano con l'olio del motore e i vari idrocarburi. A quel punto là, quando arrivano in porto che hanno bisogno di scaricarle, ci chiamano noi. Noi andiamo sotto bordo alle navi con queste imbarcazioni, queste bettoline, piccole cisterne, carichiamo le acque di sentina e le scarichiamo dentro questa chiata qua. Questa chiata qua non è nient'altro che un impianto di stoccaggio. Questa tiene 1000 tonnellate, arriva l'imbarcazione nostra sotto bordo, la scarica dentro la cisterna, acqua, olio, acqua che va a essere smaltita come rifiuto e l'olio lo stesso che va a essere smaltito. Allora, la cooperativa è formata da 65 persone, tra cui 20 soci e 45 dipendenti. Lavoriamo in porto 24 ore su 24, 365 all'anno, perché in caso ci chiami un'autorità si agisce con un pronto intervento. Ecco. Praticamente noi siamo i custodi tra la realtà di convivenza, tra la realtà industriale e la realtà naturale che è a Venezia. Ecco. La particolarità della cooperativa Guardia ai Fuochi è un esempio della specificità del territorio veneziano legato all'acqua. Confcooperativa Venezia si è attrezzata per stare vicino alle cooperative e ai soci, anche in un territorio così variegato. Laguna, porto, aeroporto, ferrovia sono sfide che affrontiamo assieme alle nostre associate, fornendo servizi anche specifici lì dove servono.